Ennesimo infortunio sul lavoro, lotta tra la vita e la morte. Un 21enne trevigiano investito da un'auto sulle strisce pedonali in via 13 aprile a Spineda di Riese X, mentre alla vigilia di Natale stava lavorando come corriere delle poste. Il giovane versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, dove è stato elitrasportato. Da una prima ricostruzione pare che il 21enne fosse appena uscito da un locale lungo la strada. Non si esclude dopo una consegna quando, attraversando a piedi, è stato travolto da una Mercedes classe A guidata da una 44enne di Mussolente. Nell'urto il pedone è stato sbalzato a una decina di metri di distanza, riportando pesantissimi traumi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e ora si trova in terapia intensiva. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica e capire quali possano essere le cause del grave infortunio a poche ore dalla giornata di festa. Un episodio che allunga la lista degli incidenti sul lavoro in questo 2025 nella nostra regione, che si conferma maglia nera nel panorama nazionale.